Pochi giorni fa l'appuntamento annuale dell'associazione AIL con la giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, un appuntamento importante alla scoperta dei nuovi traguardi terapeutici, ricordando anche il ruolo e la dedizione dei volontari nel supporto a pazienti e familiari. Roberto Bonaldi. Un'occasione per ricordare che si può sempre ripartire, messaggio che l'associazione AIL veicola nella 16ª giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Farmaci, ad esempio, che agiscono selettivamente, cioè colpiscono le cellule impazzite del sangue che causano leucemie, linfomi e mielomi, selettivamente colpiscono solo quelle malate e quindi anziché distruggere tutto l'apparato anche immunitario del paziente, riescono a devastarlo, diciamo così, meno, anche in funzione dei trapianti di midollo. Dalle 8 alle 20 sarà attivo il numero verde 800 22 65 24 con un gruppo di ematologi e specialisti che informeranno su novità terapeutiche e centri di terapia presenti in tutto il paese. Una rete capillare come quella dei volontari, supporto per pazienti e i loro familiari attraverso l'assistenza, ad esempio nelle pratiche burocratiche, nel trasporto e nell'alloggio. Il volontariato in Veneto è una realtà veramente eccellente e non abbiamo fondi pubblici, quindi guardate i siti e vedrete anche lì come fare donazioni. Presentati ieri